Entriamo e andiamo a vedere all'interno cosa succede. No, dovrei entrare gentilmente, dobbiamo fare le riprese. Dobbiamo, per favore, fatemi entrare. Ragazzi, vi assicuro che è molto più bella dal vivo che in TV, molto più bella. No, perché io devo dire una cosa, che comunque le telecamere veramente ingrossano, cioè molta gente quando io lo dico, lì a uomini e donne, non credono magari. No, pensano che io sto scherzando, dice una delle sue gag e basta. Invece no, è così, guarda, per chi fa televisione queste cose le sa, poi tu dovresti sapere che le telecamere, se tu sei una 42 diventi una 46. Hola amico, ¿cómo estás? Bien, Rodríguez Patisa, piensa from Tacabro. Oye, sí, mi gente, estamos aquí direttamente dalla Sicilia, Catania, però... Ha detto che siamo qui, quindi direttamente da Catania, loro sono Rodriguez e Sapienza. A Catania e siamo molto contenti di questo discreto successo, noi lo chiamiamo così. Grandissimo successo. Hai imparato un po' di catanese? Qualcosina. Per esempio? Dopo di questa serata me ne vado a cuccare perché sono 18 ore che non dormo. Milano, il Duomo di Milano, e Milano suona a ritmo di musica. Ci troviamo a Roma, alla Fiera di Roma, alla Romix 2009. Signor Salvatore, un problema me lo dice? Mi dissero che sei un poeta buono, sia estemporaneo che di tavolino, e ti voglio provare senza suono né di chitarra né di mandolino. Dimmi qual è il frutto verde rosso, che verde rosso ti fotte lo mosso. Come le cose, non ho capito, lo so ancora come non corrivo. Beh, questo facciamo finta di non averlo sentito perché è un pochettino. Ne hai visto cadere palazzacati e cavaglia buoni perdere la nuri. Buttato e tesoro lilla, idemolo un barà come si balla. Stiamo parlando di abbigliamento. Diciamo che ci siamo, però vogliamo sapere una cosa. Al primo appuntamento con un ragazzo, qualsiasi tipo di ragazzo, cosa metti? Un jeans e una maglietta. Tutta Italia la conosce e la vuole. Io sono felice di aver avuto questo successo. Sono contenta che tutti i ragazzi, fanzi miei, sono tutti giovani. Quindi fare musica oggi è un po' diverso rispetto a loro. Ma in questo momento manca un po' la musica d'autore, secondo me manca un po' qualcuno che riesca a interpretare una musica nuova e nello stesso tempo però attraverso i testi anche dire delle cose importanti legate alla vita reale. Sei un virus letale. No, io ho una malattia inculabile proprio. Questo la... Non si può culare la mia malattia. Siamo con le solite. Sì, doveva essere un Natale di pace, invece è un Natale di... Te! Cos'è? Perché? No, con sua sorella non ci mangio. No, con sua sorella non ci mangio. Con suo figlio però. No, io mangio con mia figlia perché lui con sua sorella io devo fare il zacchetti. Calogero, sono da questa parte. Ma hanno parlato sempre di te, ciao, sì, ogni tanto vengo a trovare i tuoi genitori, faccio compagnia. Sempre a trovare i miei genitori, ma non mi trovo mai a me, io sono un belgio. Ecco che da Torino ci spostiamo per Sanremo, la città del festival. Un festival che da anni fa emozionare chi vi partecipa, sia come cantante sia come conduttore. Oh amico caro, dammi un po' d'appetito, con 10 carte in mano e il tuo lavoro è già finito. E tocca a me trovare un buon passaggio tra la testa e il cuore a cavallo di un miraggio. Amore, se tu non ci fossi, io stesso non esistessi. Era molto scaduto. È andata bene la serata? Direi di sì, un sacco di gente, guarda che casino che c'è. Con tutti i matti. Attenzione perché la telecamera adesso si sposta verso di voi. Sulle mani. Che sai inventarti come ne sei e per lei.
Ciao da Umberto agli amici di Generazione No Stop. Yo, I'm telling you this, brothers and sisters. You want to get down to the beat of the underground house music or have fun? Non-stop generation. Don't stop generation. Come together like generations and make your body get down in the world tonight. Feel the one-stop generation. Ok, thank Ciao, you. grazie, thank you very much. Grazie, a voi. Ciao. Io nel nome Generazione Non Stop mi vedo un po' rispecchiato perché io non mi fermo mai, quindi sono proprio di una generazione di quelli proprio che non si ferma mai, va avanti dritto, sono iperattivo, quindi un grande saluto agli amici di Generazione Non Stop, fate come me, sempre avanti!